Sono Marcella Parise, psicologa, psicoterapeuta dell'Us Nova Scaligera. Sono stata chiamata per commentare quello che sta succedendo in questa seconda fase di lockdown. Apparentemente le cose sono le stesse, ma dentro di noi le cose sono cambiate perché è un'esperienza che all'inizio abbiamo accolto cantando sui balconi con una felicità che potremmo dire diffusa, che però già nella prima fase del lockdown si è esaurita. Si è esaurita creando comunque all'interno delle case delle situazioni di violenza domestica, di aggressività e in questo momento la ricaduta, ricordando quel periodo, è pesante perché si rifà a un periodo già vissuto e la difficoltà di riaffrontare quella stessa esperienza non è assolutamente scontata. Perché ci siamo resi conto di questa cosa? Intanto perché sono aumentate nelle farmacie le richieste di farmaci da banco contro l'insonnia, contro il mal di stomaco, contro l'ansia in generale, e perché nei servizi di psicologia dell'ULSS sono aumentate di circa il 40% le domande di aiuto psicologico. Le fasce che chiedono maggiormente un supporto sono quelle dai 25 ai 45 anni. L'altra fascia che si rivolge al nostro servizio ed è una fascia che non ci aspettavamo, francamente, è quella degli adolescenti. Ed è strano questo tipo di richiesta, è una richiesta che fanno spesso in autonomia. Un'altra fascia nuova per noi sono state alcune, non moltissime, ma alcune richieste delle forze dell'ordine, perché sono sotto pressione, perché hanno una situazione di ansia che li porta ad avere delle grandissime difficoltà nel quotidiano a controllare l'ansia. Quella che loro riferiscono però, più che una situazione di ansia, sembra una situazione di burnout, cioè le attese, le pressioni che vengono da quello che l'istituzione chiede loro e quello che loro si sentono di dover fare rispetto ai cittadini. Questa situazione naturalmente è una situazione diffusa. Volendo fare una diagnosi della popolazione italiana, e siamo tutti affetti da un disturbo post-traumatico da stress. È una condizione di ansia che è stata studiata ai tempi della guerra nel Vietnam su soldati americani. Si sono resi conto che i soldati di ritorno dalla guerra, invece di stare bene, stavano anche peggio, vivevano continuamente con dei flash anche quotidiani le situazioni di guerra che avevano già sperimentato, avevano continuamente la sensazione di essere in una situazione di pericolo, avevano ansia e angosce di morte. Tutte queste situazioni noi le ritroviamo nei nostri pazienti che chiedono aiuto di supporto psicologico proprio in questa fase di chiusura, quindi hanno dei pensieri ricorrenti, intrusivi, che riguardano la paura di morire, ad esempio. Hanno paura per se stessi e per gli altri, hanno paura per le loro famiglie, hanno paura comunque di non poter ritornare a quella che era la vita di prima, hanno situazioni di naturalmente insonnia, dolori muscolari, che sono tutti di origine psicosomatica, quindi una situazione di diffusa diciamo somatizzazione ad ogni livello per la paura di questa epidemia. Ci sono moltissime paure, ci sono paure di perdere il lavoro, c'è la paura di non farcela, di non poter tutelare la famiglia. La situazione di aggressività sta aumentando, anche abbiamo visto dei casi recenti di omicidio-suicidio, abbiamo visto delle violenze in famiglia, adolescenti che sono scappati di casa perché non ce la facevano più a rispettare le regole, quindi la situazione è piuttosto pesante. Direi che la caratteristica comune è la paura. Quali sono le conseguenze di questa situazione di paura? La prima cosa che si evidenzia è la totale assenza di progettualità
È come se ognuno di noi fosse incapace di vedersi proiettato nel futuro, come se vivessimo una realtà cristallizzata dove si ripete quotidianamente lo stesso scenario, dimenticandosi costantemente di chi siamo, di chi eravamo, di quali erano i nostri progetti, di qual era la strada che volevamo percorrere per potenziare al massimo le possibilità della nostra vita. Il dramma di questo lockdown è che siamo diventati assolutamente centrati su noi stessi e sulla nostra paura, azzerando totalmente e completamente le nostre risorse, le nostre competenze, le nostre capacità, soprattutto quelle emotive e quelle relazionali.